Uno dei settori più in crisi è quello turistico alberghiero. A tale riguardo una forte presa di posizione è avvenuta da parte del presidente dell'associazione B&B di Agrigento, che raggruppa un folto numero di operatori del ramo. Per Cantone dell'ABBA bisogna dare gli aiuti direttamente alle strutture. È quanto espresso ieri nel corso di una riunione tenutasi in videoconferenza con tutta la filiera turistica nella città di Agrigento. Il dottore Cantone, nella sua qualità di presidente dell'associazione B&B, ha avuto modo di rappresentare al sindaco di Agrigento il tragico momento che stanno vivendo le strutture ricettive agrigentine. A nome di tutte le attività dotate di codice Ateco 5220, B&B, case vacanze, affittacamere, residence e attività attualmente chiuse, il presidente Cantone ha evidenziato la tragicità del momento e le preoccupazioni per il futuro. Per Cantone gli scenari sono ancora incerti e preoccupanti, sia dal punto di vista sanitario che socio-economico. La gente vive in un clima di paura e non si ha alcuna certezza che le offerte rivolte ai turisti possano sortire una risposta soddisfacente. In parole povere, afferma Cantone, oggi non sappiamo se e quanti turisti verranno nella nostra città, Agrigento. Pertanto invitiamo tutta la politica a cercare di porre in atto interventi mirati direttamente alle aziende e non all'ipotetico turista. Chiediamo, continua Cantone, l'erogazione di un piccolo ristoro economico mensile a fondo perduto per ciascuna struttura in regola, utile a sostenere la sopravvivenza delle nostre attività, finalizzata principalmente a compensare almeno in parte il pagamento di utenze, canone di locazione, tasse locali e altri costi di gestione, che altrimenti, se non onorati, decreterebbero la fine delle stesse. Per Cantone sarebbe auspicabile che in via automatizzata sia prevista la sospensione e l'annullamento fino a marzo 2021 delle scadenze dei tributi locali e in particolare che si applichi una riduzione delle tariffe IMU e Tari, considerando lo stop del sistema turistico che avrà conseguenze locali e globali molto durature. La decurtazione della Tari per il periodo di chiusura delle attività è necessaria per oggettiva impossibilità a produrre rifiuti.